Dottore, avete visto due chihuahua? David, Donatello! Wow, chi mi trova questi cani ci longono un premio. Ma voi chi siete? Ah, io sono Fulvio Passore, ma non sono tedesco. Ah, Sono il simpatico. dog sitter dei calciatori. Loro giocano e mi fanno guardare i cani a me. Sì, però dovete uscire con questi cani qua. Guardate quel cane che sta facendo vicino alla bandierina. Vabbè, è normale, io cane Mertens, se state qua. Vabbè, comunque dovete uscire di qua. Ah, mi raccomando, io non ne riuscirei. Non alzate la bandierina che i cani si impressionano e danno in culo all'arbitro. Allora io ho Caglioni in fuorigioco, lo devo segnalare. Ah, Con calma, senza fare movimento. ma che sto cane gira? Ci sembra intorno a se stesso. E non è chi se un cane in culam, si chiama kebab. Vabbè, comunque, Con calma. comunque gentilmente dovete andare fuori, con calma, perché io di questi cani non mi piacciono e non mi fido, dovete andare fuori. Ma vabbè, ma io già ci penso un cane. Qua. Già perso qua. Eh sì, prima se ne è scappato, il cane di Amsic si aiuta a fare una ricarica con la telefonina. Ma perché un cane deve una ricarica, fa la ricarica telefonica? Quello è una rintintim. Vabbè, comunque dovete andare. Lo vogliamo rispondere a questo cellulare? Io faccio Noi finta di basta non che lo- sentirlo e voi a forza diciamo mo ricordate. Ma io sto lavorando, nelle orecchie non mi distraggo. Ma è Totti, mi chiama, mi domanda sempre le stesse cose. Mi ha detto come mai il mio cane si è mangiato la presa della corrente. Ho detto è normale, è un cane presa. Vabbè. Arbitro! Invasione can!